E adesso sono tornato cercando di riprendermi il circolo, che invece questa è la cosa più importante. Protesta incatenato perché vuole tornare a casa e per casa intende il suo circolo, il suo Sporting. Beppi Zambon, 71 anni, volto storico del tennis trevigiano, non molla e vuole riappropriarsi della sua struttura, per la quale da oltre un anno, dice, non percepisce più l'affitto dai gestori. Io chiedo di riprendermi il circolo, perché se mi pagassero l'affitto io non mi pagano da un anno l'affitto. Io non vedo più un quattrino da parecchio tempo, io sono costretto a mendicare, capisci? Questo è il punto, no? Con cosa vive? Io vivo con l'aiuto di fratelli. Beppi mente, non pagava le bollette, ha lasciato diversi buchi e non pagava nemmeno noi dipendenti, replicano i gestori della struttura. Tutti i debiti che ha lasciato Zambon nella gestione del circolo, dall'elettricità a tutto, compresi i dipendenti che non sono stati pagati, TFR e via di seguito. L'affitto, dicono, lo paghiamo regolarmente. È regolarmente pagato, è stato regolarmente pagato l'affitto. Storia complicata questa, di battaglie giudiziarie che durano da anni, per le quali Beppi, per la vergogna, era anche andato via da Treviso. Sarà guerra legale, annunciano da entrambe le parti. Beppi, osservato a poca distanza dai carabinieri dopo essersi scatenato in tutti i sensi, se ne va con la roulotte. Ha trovato lavoro come maestro di tennis a Jesolo. Tornerò, promette. Tornerò presto a riprendermi il circolo.